il senso di questo progetto Parole del Tempo, nato con l'antologia Risentimento nel 2019. La cosa che vorrei dire io che questo è un progetto appunto bilingue, perché in contemporanea sono usciti 2 volumi, uno in lingua italiana e uno in lingua tedesca, di Risentimento, ma anche di Indifferenza. Eccoli qui: Indifferenza, in lingua tedesca Gleichgültigkeit, curato da Anna Rottensteiner. Questi 2 volumi il prossimo anno saranno tradotti ognuno nella lingua dell'altro, quindi i 5 autori in lingua italiana, così come abbiamo fatto per il volume Risentimento, saranno tradotti in lingua tedesca e i volumi in lingua tedesca saranno tradotti in lingua italiana. Il progetto della casa editrice Alphabet Verlag è infatti coedizione con l'Imbus Verlag di Innsbruck, che ha il compito di distribuire, diffondere i libri nel territorio di lingua tedesca, il che vuol dire non solo Austria, da dove arrivano gli autori di questi primi 2 volumi, ma anche in Germania e in Svizzera. Quindi un progetto bilingue che mette a confronto 2 lingue, 2 culture e direi 2 diverse forme di immaginario, ma anche un progetto di traduzione. Con Risentimento sono stati coinvolti ben 10 traduttori, un traduttore o una traduttrice per ciascun racconto. Quindi certo io sono di parte, ma non posso che elogiare il coraggio di questa casa editrice di periferia. Mi viene in mente molti anni fa, quando esordì Alessandro Banda, uno degli autori, tra l'altro meranese, uno degli autori di Risentimento, uscì su Repubblica una recensione di Pietro Citati che sottolineava come talvolta proprio dalle periferie arrivino le novità. Ecco, questa è una sfida ovviamente per me molto, molto coraggiosa di un editore che vive in un territorio bilingue, l'Alto Adige-Südtirol, e che ha fatto dalla sua fondazione del confronto e della traduzione, dell'incontro fra le 2 lingue, diciamo, la sua ragione culturale. Claudia Durastanti, I maghi in televisione. Ogni sera i maghi in televisione guarivano un malato tirandogli fuori dei pezzi di carne dalla pancia. Gli facevano un massaggio sul torace e quando il paziente si contorceva in preda agli spasmi, i maghi lo guardavano seccati e gli dicevano di respirare piano. Se proprio non voleva vedere il morbo, poteva chiudere gli occhi. A quel punto scendevano con le mani verso il basso, posandole a 1 centimetro dal ventre, e non toccavano la pelle direttamente. Le energie della malattia erano troppo forti e avrebbero potuto prendere la scossa. Dovevano scegliere il momento giusto. Solo a quel punto chiudevano le mani a coppa e tiravano fuori un grumo liscio come il fegato, facendo attenzione a non lasciarlo scivolare a terra. Come il dio e il fato da cui dipendeva, il morbo era inafferrabile. I maghi, di solito erano 2, mostravano il pezzo di carne alla telecamera e agli spettatori da casa. E poi lo avvicinavano al paziente che richiudeva gli occhi disgustato. E c'è questo sentimento, Claudia, complesso dell'indifferenza, perché con l'indifferenza, anche per un recente fortuna, per esempio, di un testo del tutto dimenticato di Gramsci, che appunto Odio gli indifferenti, che è stato citato, ripubblicato, l'indifferenza è stata anche considerato un sentimento negativo, e lo è, insomma, una parola brutta, però l'indifferenza, lo dice anche Giovanni Accardo nelle pagine introduttive di questo volume, l'indifferenza in realtà è anche un sentimento ambiguo, contiene un ordine, contiene una doppia polarità. La polarità, insomma, l'indifferenza è che trascura di fare, e l'indifferenza che lascia fare. Cioè c'è un'indifferenza connessa all'ignavia, diciamo, all'accidia, all'egoismo, ma c'è anche un'indifferenza connessa al fatto di lasciare che qualcosa accade, qualche persona vada via. Tu hai già accennato questo riferendoti a questo strano rapporto che nel libro, che nel racconto è evidenziato, dello Stato. Tu dici proprio, mi sembra lo dica, siano le paure di Carla, soprattutto della madre, che lo Stato non si prende cura delle persone.
ma poi quando vive in una casa occupata, lo Stato si prende troppo cura delle persone, cioè quasi, non so, ti ricordi la metafora dei porcospini scioperavi, perché troppo vicini si pungono e troppo lontani hanno troppo freddo, no? C'è quella metafora del rapporto d'amore in realtà che consisteva nel fatto che se stanno attaccati si pungono, non possono vivere, se stanno distanti hanno freddo e muoiono. Mi sembra che la tua interpretazione di questo tema dell'indifferenza si mette in imbarazzo perché in qualche modo ne presenti l'ambiguità, l'ambivalenza, non è una facile condanna della distanza, parola che naturalmente è chiave per tutti noi in questi periodi di distanziamenti. Sì, grazie Marino per questo assist gramsciano, nel senso che Carla e Nina sono comunque una coppia d'amore e una coppia subalterna per tante ragioni, quindi le vediamo crescere insieme e anche come cambia il rapporto gerarchico tra madre adottiva, figlia adottiva, bambina bianca che viene adottata, come dico nel racconto, quando oramai è fuori dal mercato delle adozioni, perché viene adottata a 12 anni, quindi possiamo parlare di una distanza non così eclatante che permette anche una sovrapposizione di ruoli. In realtà adesso che sentivo l'incipit ho pensato che uno dei modi forse inconsci e non voluti con cui rendo un po' questo passaggio nel tempo è il fatto che chiaramente questa scena si riferisce a qualcosa che Nina vede da bambina in TV e sono guaritori filippini, però io dico maghi perché in quel momento attraverso lo sguardo di una bambina si compie una specie di magia che fa da preambolo a questa ambiguità, perché c'è un atto di cura, di salvezza e di guarigione, però a un certo punto questi maghi, proprio nel momento in cui presentano l'escrescenza finta al malato, diventano quasi clowneschi, no? Quindi c'è questo passaggio da una sorta di fiducia nella divinità che ti ripara, che può essere anche lo Stato, che subito degenera in qualcosa di farsesco, no? Che in realtà si basa su un inganno, che è un po' la tensione che vivono le protagoniste in tutto il racconto. Carla, che viene dalle Barbados, ha subito in prima persona il trauma di uno Stato che non interviene, no? Perché comunque subisce un incendio alla palazzina, il padre rimane ferito e quindi un mantra, no? Una sorta di litania con cui cresce prima di emigrare in Italia è il fatto che lo Stato non si occupa di te, non ti assedia. Però poi volevo riflettere questa ambiguità con la sua esperienza da squatter, no? Quando inizia a frequentare degli ambienti di sinistra e anarchici in cui si pone il tema opposto, una famiglia che vuole essere salvata dallo Stato, invece altri che dicono lo Stato è troppo pesante, lo Stato ti annichilisce, ti assedia perché in qualche modo esercita una pressione costante. E quindi Carla si ritrova a confondere questa tensione, questa aspettativa di cura da parte delle istituzioni con una sorta di aspettativa nei confronti dell'amore, no? E quindi lì passo a raccontare le sue relazioni e come si traduce l'indifferenza da sentimento che riguarda una cittadina e come abita il mondo, come abita la società, a invece come crea delle relazioni e imposta dei rapporti con delle figure maschili. E tutto questo per Nina fondamentalmente è perturbante e contiene un'ambiguità che lei invece riesce a risolvere durante la sua crescita, forse sovvertendo la polarità rispetto a sua madre, perché anche la storia fra questa madre e questa figlia adottiva fondamentalmente è una storia di indifferenza, di cura, perché ci sono tante spiragli, no? Tanti spazi di libertà che Nina ha rispetto a delle sue coetanee, perché Carla non è del tutto presente. E che funzione negativa ha una madre, uno Stato verso cui c'è questa aspettativa di cura e di sorveglianza costante quando in qualche modo latitano? C'è un nodo, un germe positivo di qualcosa che ti permette di crearti e reinventarti e darti una nuova identità quando non c'è questa sorta di sorveglianza costante. Quindi volevo un po' mettere in gioco questi due aspetti dell'aspettativa, della delusione rispetto all'aspettativa, ma anche del momento creativo e delle risorse che metti in gioco, che metti in campo, che nel caso di Nina si risolvono positivamente, perché poi vediamo l'evoluzione del personaggio che addirittura inizia a occuparsi. Lei non aveva stretto amicizia con le ragazze dell'albergo a ore, però c'è sempre stato questo imbarazzo di raccontarle, da grande diventa una reporter e quindi si ritrova a viaggiare in quelli che dice con parole vecchie, sono ancora
i ghetti, gli slum, no? Le favelas, le periferie del mondo, quelle in cui lei è cresciuta, da cui si è emancipata, e dice: come ci ritorno? Che tipo di sguardo ho adesso, io che ho vissuto in prima persona questi luoghi? Che distanza riesco a creare? Ecco, probabilmente tutto il racconto vive di questa ricerca implicita della giusta distanza tra la sorveglianza e la cura, tra l'assedio e la riparazione, se vogliamo. C'è sempre bisogno di un atto magico. C'è sempre bisogno di un gesto di cura.